Facendo opposizione al governo Berlusconi, al governo Monti, è chiaro? Ha perfettamente ragione. Io non l'ho votato. In Parlamento io mi sono fatto sentire e non l'ho votato. Non solo, ma stiamo raccogliendo le firme contro la Fornero e con un referendum per abrogare la riforma Fornero. Non solo, ma gennaio 2010 la 122 non la era neanche 122. nata. Adesso mi slittano di 13 mesi dopo i 40 anni. C'è della gente che pur avendo firmato il 5 bis rimarrà con 6, 7, 8 mesi soltanto con la mobilità. Adesso bisognerà innanzitutto vedere questo 5 bis con che modalità verrà fuori. In più queste persone qua che sono mesi che non hanno non hanno reddito, ma dopo 40 anni di lavoro, ma io voglio dire, qual è il paese nel mondo in cui tratta così i propri cittadini? Mi sembra una cosa fuori dal mondo, fuori da ogni logica. Atti criminosi, questi La sono nostra atti disgrazia è che abbiamo lavorato per 40 anni e non abbiamo mai rubato un centesimo. Onorevole, dopo 40 anni, io ho quasi 60 anni, devo venire qua ancora in piazza, Come mai gli altri parlamentari non scendono in piazza, signor Di Pietro? Perché loro l'hanno votato. Ah, ecco, ci hanno proprio tradito praticamente, hanno fatto sta cosa qua, hanno fatto. Hanno votato. È lo Stato che ci tradisce. Io vorrei ricordare, ciao. Il discorso è mobilitato prima, esodato dopo, affamato adesso. Altro che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. L'Italia è una repubblica affondata sul lavoro. Da aprile che si doveva andare in pensione, 6 mesi scoperto dalla mobilità e non si va più. È inutile che dobbiamo fare i I comizi. problemi sono tanti, qui a la gente parlare. disperata, esaurita, I figli in che depressione, senza... Cioè, guardi, noi a Torino abbiamo aperto uno sportello come esodati. Io sono uno di quelli che ha lo sportello fisicamente. C'è della gente che si mette a piangere. Oggi è più evidente che mai che il governo Monti ha truffato l'opinione pubblica e i cittadini facendo credere che prendendosela con gli esodati risolveva i problemi del Paese. I problemi del Paese si sono aggravati e gli esodati non hanno neanche i soldi per mangiare. Per questa ragione oggi invochiamo che il governo Monti-Fornero al più presto approvi questa proposta di legge che anche noi abbiamo sottoscritto e dove abbiamo trovato i soldi, li prendessero agli scudati fiscali, agli evasori fiscali e ai costi della politica. Noi abbiamo presentato a riguardo un referendum di cui stiamo raccogliendo le firme per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, le indennità ai partiti e dare quei soldi agli esodati fiscali. La solidarietà del giorno dopo non serve a niente. Qui dentro eravamo i soli contro ciò che stava decidendo il governo Monti e la ministra Fornero. Oggi ci auguriamo che non sia troppo tardi e approvino, almeno oggi approvino il provvedimento che permetta a tutti gli esodati di riavere i loro diritti e non ci vengono a dire che non ci sono i soldi. Tra gli scudati e gli esodati bastava prenderli agli scudati, bastava fare la tassazione sui grandi patrimoni, bastava fare una ferrea lotta all'evasione fiscale. Che non mandate ieri sera, se questo è l'indirizzo buono, leggila. Sono un esodato dell'industria farmaceutica, gli accordi una volta valgono, una volta non valgono. I 65.000 vale la sede non governativa, i 55.000 non vale la sede governativa, ma insomma, leggila. Giusto per capire come siamo. Tutti i baletti che Siamo rotti le scatole. Vediamo adesso oggi. Cercate di cacciarla fuori dal Parlamento, quella cristiana che... Io mi ci sto battendo tutti i giorni. Di Pietro, mettiamo su posta sta cosa. Io mi ci sto battendo tutti i giorni. una mano, Cacciatela fuori. Ma cacciatela chi? Siamo in 20. Cacciatela chi? Qui c'è una maggioranza trasversale che sta appoggiando il governo Monti. Ma cacciatela chi? A questa gente. Io sto facendo un referendum contro la riforma Fornero. Che devo fare? Ma che devo fare? Mi devo sparare? Che devo fare? Bisogna continuare a lottare. E io quello sto facendo. Non bisogna dare atto all'onorevole Di Pietro, pur essendo io non del suo partito, onorevole. Ma lei bisogna darle atto che lei è uno dei pochi che fa qualche cosa da questo punto di vista. È chiaro che poi i mezzi sono quelli. Ciao, bocca al lupo. Grazie Tonio.